Erano ormai trascorsi alcuni anni dalla resurrezione del Signore e abitava la madre con Giovanni, serbando di Gesù il ricordo in cuore. Una sera il discepolo notò pallida la sua faccia, tutta bianca, e con trepidazione domandò: «Madre Santa, cos'hai? Ti vedo stanca». «Stanca non sono», disse, «figlio mio, ma provo un tale amor dentro di me che certa sono, mi conduce a Dio. Tra poco me ne andrò dove Egli è. Non può davvero un corpo contenere quello che sente oggi l'alma mia. La Trinità mi chiama, andrò a godere il suo divino abbraccio. E così sia. Che cosa dici, madre? Orfano già fui di tuo figlio, e tuttor mi pesa. E adesso anche di te, che ne sarà della mia vita, e ancora della Chiesa? Non temere, figliolo, gli rispose. La Chiesa è ormai formata, è salda e forte. Lo Spirito conduce chi ripose speranza sua di vita, oltre la morte. Mai mi sono sentita così in pace, in forza ed in letizia, come adesso. La terra e il suo frastuono intorno tace. Tra poco morirò, se mi è concesso, di rivedere il figlio prediletto, insieme a lui, il Padre Onnipotente e lo Spirito Santo. Questo detto, Maria chinò la testa dolcemente. No, non lo dire, tu non puoi morire. Il corpo tuo del tutto immacolato non è soggetto all'umano soffrire, le disse il buon Giovanni, concitato. Non la vecchiaia, non la malattia, né spasimo tormento proverò, ma star pur certo, continuò Maria, che riguardo al morire morirò. Rifletti bene, eterna no, non sono. Morì Gesù, ed io non dovrei? Degli angeli già sento il dolce suono, alzando il viso in alto, aggiunse lei. Gli angeli che alla grotta di Betlemme cantarono l'osanna su nel cielo, gli stessi che, ancor lì, a Gerusalemme, aprirono il sepolcro come un velo, sarebbero venuti a trasportare nel più alto dei cieli la regina, ciò che da sola non poteva fare, non essendo natura sua divina. Di una cosa, figliolo, ti scongiuro: quando vedrai che sono trapassata, non venga imbalsamato il corpo puro di chi nessuno al mondo ha mai guardata. Lasciami come sono, in vesti bianche. Se ebrea fui stata, ebrea non sono più, bensì cristiana ormai, la prima anche, la prima che credette e amò Gesù. E infine lo invitò: chiedo soltanto d'accompagnare al talamo nuziale colei che ascolta già l'eterno canto dei cherubini e il loro batter d'ale. Madre, chiediamo aiuto, chiamo Pietro, si potrebbe trattare di un malore. Degno non è colui che volge indietro lo sguardo suo invece che al Signore, rispose, e porse il braccio delicato a quegli che al giaciglio la portò. Il figlio, chi non ebbe generato, di lei gli ultimi passi sostentò. Raccogliendo le mani su di sé, le palpebre bassò e poi disse: in Dio io sono finalmente, ed egli è in me. Prega, Giovanni, prega al posto mio. L'apostolo pregò con qualche salmo, quasi come volendola cullare, fin quando lei, con volto mite, calmo, dolcemente, finì di respirare. Così s'addormentò l'eterna sposa, restando muta, immobile, impietrita, placida, sorridente nella posa, non avvertì il cessare della vita. Morta, sei morta come ognuno muore? No, madre mia, per te diverso è stato. Per chi nel grembo suo portò il Signore, il corpo sarà intatto conservato. Sorella morte, che dal primo istante per tutti noi diviene corruzione, non potrà rovinarti, e il tuo sembiante
danno non subirà, né mutazione. Cercò il ragazzo di farsi coraggio. Nell'orto degli ulivi andò correndo per offrire alla madre estremo omaggio, fronde e rami d'olivo raccogliendo. Come corona, colmo di dolore, li pose attorno ad ella e la vegliò, contemplando la salma sua per ore, finché in profondo sonno sprofondò. Il giorno dopo, all'alba mattutina, riapresse i propri occhi il buon Giovanni. La Vergine era ancora lì, supina, avvolta nei bianchissimi suoi panni. Nessun segno di morte sul suo volto, né sgradevole odore nella stanza. Avvizzite le fronde che ebbe colte, ma non lei, ed ovunque una fragranza di gigli, rose, ciclamini, viole e fiori d'ogni specie che ci sia. S'era ormai fatto giorno e sorse il sole a illuminare il volto di Maria. Non era luce umana né di stella, bensì un fulgore terso, cristallino, che rese, se possibile, più bella Maria distesa sopra il suo lettino. L'apostolo ancora la guardò, sentì un rumore d'ali, intenso, forte, e d'angeli una schiera s'accostò alla donna per trarla dalla morte. Il corpo fu da loro sollevato immobile, su, in alto, verso il cielo, e mentre la guardava sconcertata, scesero alcune foglie dal suo velo. L'ultimo dono fu della Signora al discepolo amato e prediletto, non l'ultimo, che un'altra grazia ancora ebbe Giovanni e conservò nel petto. Vide l'abbraccio della Madre Santa col figlio che aspettava in paradiso l'assunzione di lei, che al mondo canta ed illumina tutti col suo viso. Se Cristo ascese con le forze sue, poiché era Dio, Maria venne portata, ma da allora e per sempre tutti e due vivono quella vita che è beata. Giovanni provò gioia a quella scena, quale mai di più grande fu capace. S'annullò il suo dolore e la sua pena e sentì finalmente grande pace.